Cari telespettatori, ben ritornati, siamo in diretta, dobbiamo farlo assolutamente, vista la giornata particolare di oggi, di lavoro, ancora ma in modo anche diverso, cerchiamo di fare dei passi avanti e lo facciamo con il nostro esperto di lavoro che è il professor Luigi Sposato, presidente di Eureinterim SPA. Ben ritornato qui con noi, Grazie, presidente. grazie dell'invito. Allora, ci sono diversi temi caldi che devono essere affrontati. Da un lato parliamo del decreto lavoro, quindi come è stato formulato, proposto, modificato nei suoi punti, eccetera. Quindi la proposta di Renzi, semplicizzando, che va ad approvazione, se può essere utile per dare respiro, per muovere un po' il mercato del lavoro, che sembra essere ancora estremamente stantio. Poi vediamo un po' se c'è qualche movimento di fatto riscontrato da chi lavora con certi ambiti operativi che è al polso della situazione, perché abbiamo detto più volte che le agenzie ex di lavoro interinale, per semplicizzare, di fornitura di lavoro temporaneo, sono le prime ad averne risentito della crisi, ma sono le prime anche a percepire se ci sono dei segnali di movimento, se qualcosa succede nei mercati. Poi però addentriamoci sempre di più, un momento importante con maggio e ancor più per la regione del Veneto, perché c'è la garanzia giovani che è entrata operativa, tanti ancora non hanno ben capito che cos'è questa garanzia giovani, è stata comunque, se ne è parlato anche nei media nazionali, giornali eccetera, però è bene ribadirla e rispiegarla bene, perché è una grossissima opportunità per le persone più giovani, magari non ci seguono in questo momento ma sappiamo che ci possono seguire i genitori oppure i nonni, quindi comunicarlo è estremamente importante, anche chi si sente ormai senza speranza, la speranza c'è sempre, deve esistere. Poi parliamo di reti di impresa, perché è un altro tema che tra l'altro lei Presidente andrà ad affrontare come relatore insieme a questo importantissimo della Garanzia Giovani proprio questa sera in un convegno a Cadoneghe. Accadone, sì. E reti d'impresa è un altro elemento di cui tanto si doveva attuare, realizzare ancora tempo addietro, che però pochi l'hanno fatto e torna ad essere uno dei filoni portanti. Stiamo a vedere come. Allora, incominciamo intanto con il discorso del decreto lavoro, cosa ne pensa Sì, che e se proprio in questi momenti alla dovrebbe. Camera dovrebbe essere approvato, anzi sarà approvato alla Camera, Mettono la fiducia, non mi ricordo e più se mettono la c'era mettere la fiducia, sì, fiducia. sembra che mettono la fiducia. Allora, io credo che ehm, il decreto, cioè in particolare il aver lavorato e modificato le regole per i contratti a termine, a mio avviso, al di là, diciamo, di poi delle correzioni che sono state fatte nell'ultimo periodo, che sono andate a soddisfare più un discorso di maggioranza politica, scontentando ulteriormente il sindacato, io credo che di fatto non possano portare a un reale ulteriore aumento di occupazione, perché gli elementi e gli strumenti di flessibilità che ci sono, che l'imprenditore oggi ha, sono già sufficienti. C'è il contratto di somministrazione, per esempio, che è un contratto che già consente al datore di lavoro di poter usufruire di personale a tempo, senza avere oneri, senza dover oneri particolari, senza avere l'obbligo di dover assumere il personale in proprio, gli dà la possibilità al termine del contratto di poter dirottare il lavoratore in altre aziende. Questo ormai da 15 anni esiste già questo elemento di flessibilità. Il fatto di aver modificato le regole del contratto a termine difficilmente può portare a un aumento di occupazione, perché non abbiamo in questo momento le aziende che sono hanno tutta questa necessità di assunzione. Però costa Purtroppo di non c'è cioè, questo tipo di però situazione. alcuni hanno detto che attraverso le società costa di più, attraverso le vostre aziende. In teoria, perché con contratto di somministrazione viene a pagare, il datore di lavoro paga un qualcosa in più che poi è il guadagno dell'agenzia, ma tutte le pratiche di assunzione, tutta la ricerca e selezione della persona, sono tutte appannaggio dell'agenzia. Nel caso del contratto a termine, questa attività di ricerca del lavoratore, di assunzione, quindi costi di assunzione, consulente lavoro, costi di licenziamenti,
Poi il lavoratore nel caso di contratto a termine si somma ai lavoratori già dell'azienda, quindi se supera certi limiti aumentano i valori, i costi dell'impresa. Poi quando scade il contratto a termine il datore di lavoro ha sempre qualche remora nel dire alla persona: guarda, non ho possibilità di tenerti. La somministrazione invece dà molta più libertà al datore di lavoro. Certo. Infatti il datore di lavoro utilizza le agenzie di somministrazione come un ufficio personale esterno, quindi difficilmente utilizzerà i contratti a termine. Difficilmente, non vediamo. Peraltro i contratti a termine e quelli di somministrazione sono stati divisi in questo decreto. La somministrazione non rientra per nulla in questo tipo di decreto perché è regolamentata da normative europee, e quindi anzi addirittura ne esce rafforzata la somministrazione perché per esempio noi non dobbiamo rispettare il tetto delle società di somministrazione del 20%, invece i contratti a termine sì, quindi non essendoci tutta questa gente che l'azienda vuole assumere, non credo che porti a nessun risultato. Porterà probabilmente a qualche spostamento dalla somministrazione al contratto a termine e viceversa, esatto, perché poi finiti i contratti a termine, i 36 mesi con le 5 proroghe, comunque le aziende può assumere col contratto di somministrazione. Quindi cioè, non ha senso aver fatto questo. Così come nei contratti di apprendistato abbiamo già noi, sono stati modificati con la formazione, si vuole puntare al contratto a tempo determinato, a tutele progressive. Già oggi il contratto di apprendistato, seppur rivisto, già garantisce una tutela progressiva. Quindi io credo che temo perché insomma temo che non possa portare a grandi significativi aumenti di occupazione, a meno che non ci sia proprio un cambio generale del sistema economico, quindi che le aziende producono di più, che hanno bisogno, ma lì allora non è il contratto a termine che farà aumentare l'occupazione, lì poi ci sarà una reale necessità di assumere del personale magari anche in forma stabile, quindi sono abbastanza, diciamo, titubante, almeno titubante. Secondo lei che tipo di riforma sarebbe stata necessaria attuare e quindi dove bisognava andare a toccare in modo sensibile per poter fare qualcosa di utile? Ecco, io non credo per quanto riguarda la flessibilità in entrata, perché già ce n'è, e qui condivido il discorso dei sindacati, che la flessibilità in entrata già c'è ed è flessibilità buona. Non mi riferisco ai contratti di collaborazione coordinata, a quelli a progetto, non mi riferisco alle false partite IVA, quelle vanno condannate. Ma già abbiamo una buona flessibilità anche appunto la somministrazione, i sindacati stessi lo identificano. Quindi in entrata non c'è... Cioè in entrata no, ecco, cosa positiva è stata fatta e va condivisa il discorso della riduzione dell'IRAP, del cuneo fiscale sostanzialmente per i lavoratori, l'intendimento che hanno della riduzione del 10%, l'intendimento che ha il decreto, la riduzione del 10% dell'energia, il costo dell'energia, perché l'energia è un costo importante per l'impresa. Ecco, queste cose sì, il costo del lavoro deve diminuire a vantaggio dei lavoratori, a vantaggio dell'impresa, questo sì, su questo quindi si può... lavorare sul costo del lavoro, quindi su un discorso di tassazione che invece non è stato promesso, però non è stato toccato di fatto. Però io mi auguro, perché poi ogni cosa, insomma, bisogna anche dare il tempo tecnico che le cose vengano fatte, adesso... pur criticando, comunque bisogna anche tener conto che l'apparato burocratico e i tempi, insomma, non solo quelli politici, della politica, hanno necessità insomma, del giusto periodo di analisi e di assimilazione, quindi io credo che quello possa avvenire, insomma, ecco. Però è chiaro che non sarà significativo, cioè secondo me se un'impresa ha anche un 10% in meno di costo, dubito fortemente che vada ad assumere di più se non lavora di più. Deve lavorare di più. Infatti questo è un presupposto imprescindibile che ci sarà un vantaggio senza dubbio positivo per l'impresa che ha un minor costo, per il lavoratore magari che ha qualcosa più in busta paga, benissimo, ma anche il lavoratore in busta paga con qualcosa in busta paga in più, non so, mi chiedo, ma cosa farà con questi soldi in più? Probabilmente riuscirà magari arriverà a fine mese, forse che magari prima non ci arrivava. Infatti, sì, sono soldi che si mettono in circolazione, va benissimo, perché comunque se non gira il sistema è chiaro che tutto... Insomma, io
io credo che ci sia necessità di un dimagrimento della pubblica della amministrazione, come macchina. sembra comunque che ci sia volontà di fare, ecco. E in uscita invece? Maggior flessibilità in uscita? Ma anche oggi, anche il discorso, per esempio l'articolo 18, no? Esatto. È stato sempre oggetto di battaglie ideologiche, a mio avviso, perché un'impresa, se ha problemi che non può ottenere i lavoratori, comunque va o in cassa integrazione, e mobilità, chiude. E quindi comunque se un'azienda non va, Certo. non è il contratto a tempo indeterminato che garantisce il posto di lavoro al lavoratore. Semmai bisogna garantirgli poi quel sostegno a reddito al lavoratore nel caso in cui perde il posto di lavoro per questi motivi, tale da poter nel Quindi frattempo trovare il un'altra reddito opportunità. di solidarietà in certo qual modo. Ah, sì, io credo che il sostegno al reddito nei confronti di coloro che perdono il posto di lavoro per vari motivi debba esserci, insomma, tanto è stato fatto, devo dire, da diversi anni a questa parte, basta pensare agli ammortizzatori sociali che prima erano appannaggio solo di grandi imprese, solo di determinate categorie, adesso anche la piccola impresa può attingere, quindi molto è stato fatto. Però secondo me in uscita, cosa vuoi, un lavoratore o va via perché vuol cambiare, Certo, o non va ho via questo perché viene licenziato e perché magari per giusta causa, perché comunque non tutti i lavoratori, voglio dire, sono tutti, insomma, tutti diligenti. voglio dire, dei santi, eh? Ci sono quelli che sono martiri, ovviamente anche per le imprese, è anche vero questo. O perché l'azienda chiude, fallisce o è in difficoltà, va in concordato, cioè, sono tutte cose che purtroppo il ragionamento è un altro, è sulla preparazione, sulla formazione, sull'approccio mentale che il lavoratore deve avere non quando perde il lavoro, ma quando sta lavorando, in Certo. modo tale che lui deve essere, il lavoratore oggi deve essere consapevole che quel lavoro che fa, magari tra un anno, 2 anni, 6 mesi, potrà non farlo più per vari motivi, Certo. problematiche di No, ma mercato, quant'altro. Quindi credo che soprattutto anche per i giovani, ma insomma, per molte persone che vengono da tutta una generazione di incertezze, sia un dato acquisito, non lo è per altre generazioni che sono state abituate ad avere proprio il lavoro fisso, ci nasci in quell'azienda, ci sì, muori, questi ci concetti esci. negli ultimi anni sono stati molto Stravolti, portati. Sì. esatto, ma il problema non sta tanto in questo, nel cambiare, che anche può essere uno stimolo di crescita, eccetera. Il problema è nella mancanza di alternative, perché se sei in un paese dove c'è una grande mobilità, ma grandi opportunità, o opportunità in genere, secondo delle capacità della persona ci sono, ben venga il cambiamento. È stimolante, tiene la persona attiva, la mette in discussione, insomma è un contesto. Il problema è quando questo invece non esiste, che allora Certo. si crea secondo me veramente una fase di sacca ristagnante di economia da cui non si esce, cioè il classico mercato dell'immobile che è fermo, statico lì, bloccato. Perché? Perché le giovani coppie che non hanno stabilità professionale, ma come fanno a sbilanciarsi con una banca che poi non ti darà credito assolutamente perché non hai nessun tipo di garanzia di continuità futura? Quando mai compreranno una macchina? Perché la macchina comunque è una spesa, cioè tutta una serie di spese, campi la giornata come fanno molti, oppure ragazzi che condividono appartamenti in affitto, che non vanno in vacanza, vanno veramente tutta un'economia che non si muove più. Ed è una cosa, e di Sì, persone che invece veramente dovrebbero essere propulsori dell'economia. Ci sì. troviamo i pensionati che hanno buone pensioni, che sono quelli che muovono l'economia. Siamo Sì, sì. al Sì, ma paradosso questo totale. purtroppo è un dato di fatto, però è anche un altro dato di fatto che io mi trovo ad avere richieste da parte di aziende che mi chiedono oggi, dove non si assume chiunque per i motivi che abbiamo detto, per la difficoltà proprio che c'è, insomma, c'è tutto questo lavoro per le imprese, faccio fatica a trovare determinate persone specializzate o Quindi che abbiano l'azienda adesso, maturato anche un esatto. certo tipo di formazione, non solo di carattere tecnico, ma anche di carattere relazionale, di organizzazione del lavoro, di relazioni, di motivazione, di condivisione, di lavoro di gruppo. Ecco, Cioè cose l'impresa specifiche oggi, che ecco, non... una volta l'imprenditore si doveva accontentare, e anche per questo c'è stato il boom anche delle assunzioni degli extracomunitari, perché c'era tanto lavoro e di conseguenza l'imprenditore doveva anche accontentarsi di Mi figuro. assumere quello che trovava. Oggi con il fatto che ci sono tante persone che sono purtroppo in difficoltà e quindi hanno perso il posto di lavoro, l'imprenditore è più esigente anche perché
non assume chiunque, assume solo quello che lo convince veramente. E per convincere veramente un imprenditore bisogna che l'imprenditore noti nel lavoratore un imprenditore di se stesso all'interno della sua azienda. Quindi uno che non vada solo perché vuole lo stipendio, che non vada solo perché per le ore, ma che sia disponibile, che abbia voglia di crescere la sua impresa. Cioè un piccolo imprenditore pensante all'interno della sua azienda. Ecco, allora l'imprenditore quando vede, oltre naturalmente alle conoscenze di carattere tecnico, certo. e la competenza non va mai tralasciato, ecco, oggi l'imprenditore chiede questo valore in più. Quindi ve lo chiede. Chiede, e noi a volte facciamo fatica a trovare, magari trovi quello competente, però che non ha assolutamente la capacità di poter lavorare in un contesto organizzato. Quindi c'è grossa difficoltà anche a reperire. Ci sono anche queste difficoltà. Ecco perché dico, allora, se tu quando hai un posto di lavoro, o tu, io dico sempre, spesso, o hai un'impresa e le cose ti vanno bene, anche quando hai un buon posto di lavoro, devi continuare a credere in te stesso, a cercare di lavorare con il timore o l'opportunità, perché può anche essere un'opportunità, di dire ok, e se io sto lavoro tra un anno non ce l'ho più, cosa farò? Certo, ti cimenti qualche Quindi cos'altro. ecco, allora tu, se hai questo meccanismo, lavoratore, probabilmente ti programmi e quindi ti fai anche dell'autoformazione. Attenzione che oggi o come oggi la formazione non è più all'interno della scuola, spesso non è all'interno dell'azienda, ma siamo spesso in autoformazione, nel senso che la formazione ce la facciamo leggendo con l'internet, con le nostre esperienze extraprofessionali o extrascolastiche, con delle passioni che abbiamo magari a livello extralavorativo che diventano un arricchimento della nostra conoscenza. Assolutamente. Cioè dobbiamo fare questo sforzo, ma non quando le cose ormai perdiamo il lavoro o l'azienda va male, devi pensarci prima. Eh sì, assolutamente, no, questo è fondamentale un po' per tutti. Allora andiamo subito in pubblicità, poi torniamo ancora insieme.